che dico anche con lei, perché comunque, come ho già detto, essendo passato da 1000 arti marziali, devo dire la verità, certe non servono a niente, specialmente quello che insegnano alle ragazze, perché uno può insegnare una cosa alla ragazza, il brutto della ragazza che dice ah ci credo, poi va in strada, prende le coltellate e lì non ci crede più. Un consiglio che do, quando provate le tecniche con me, con chi volete, arti marziali o comunque qualsiasi tecnica che volete fare, un consiglio mio, fatelo realmente. Se non ci credete, se non pensate che il vostro corpo deve dire no, io non ce la faccio, dovete testarlo, perché voi avete un peso, avete una struttura fisica. Chi vi attacca non è che magari ha il vostro peso, magari è uno grosso, 100 kg di cristiano incazzato e strappato come non so cosa. Quindi quello che consiglio io, dovete provarle realmente queste cose. Realmente vuol dire, se uno è 30 kg e si mette lì davvero a dire ah, io vedo che magari uno mi prende la gola, faccio questo, ma va provato realmente, perché se non si provano realmente le cose, voi non sapete mai veramente se funzionano per voi, perché quello che c'è, uno magari può avere fidanzato che è un pugile, va in giro a sparare alla gente, ma quando succede qualcosa succede a voi, non succede con il fidanzato. Questo che voglio farvi capire, che uno viene da me, viene a imparare, comunque per se stesso, questo.